Nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Ieri il Premier Giuseppe Conte è tornato a parlare all'Italia. Due le esigenze da soddisfare: costringere i cittadini a restare a casa il più possibile usando il deterrente della sanzione pecuniaria e rimediare allo scontro continuo fra governo e regioni, provando a mettere ordine nella filiera istituzionale. Obiettivo primario: assicurare dunque che le persone restino a casa. Infatti il decreto prevede multe da 400 euro a 3.000 euro per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento, stop fino a 30 giorni per le attività commerciali e possibilità per i presidenti di regione di emettere ordinanze più restrittive nei territori a maggior circolazione del virus, purché convalidate entro 7 giorni con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale resta l'unica autorità in grado di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimano le libertà costituzionali. Dal punto di vista delle sanzioni penali, il decreto stabilisce che viene punito con il carcere da 1 a 5 anni chi è in quarantena perché positivo al coronavirus ed esce intenzionalmente di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione, perché si incorre in un reato contro la salute pubblica, provocando il diffondersi dell'epidemia. La norma prevede, come abbiamo detto, che le regioni abbiano la possibilità di adottare altre misure anche più restrittive, che sono valide ed efficaci per 7 giorni. Lo stesso vale per le ordinanze dei sindaci rispetto al presidente della regione. Conte ha poi chiarito il dubbio in merito alla possibilità di promulgare le misure restrittive fino a fine luglio. Lo stato di emergenza per 6 mesi non vuol dire, dice, restrizioni fino al 31 luglio. Siamo pronti ad allentare le misure in ogni momento, speriamo prestissimo. Nessuna prospettiva invece sulle festività di Pasqua.